questa gara dei metri 2000 categoria cadetti. Tempo da tenere presente il 6:02 e 62. Davanti, ricordiamo, i pettorali per ogni gara dove sono previsti devono essere sempre spillati davanti sulla maglietta. Ricordiamo sempre le 4 spille. E abbiamo Alessio Rossi dell'atletica rotagliana, sta guidando. Ed ecco l'arrivo conclusivo di questa prima serie dei metri 2000 e a Alessio Rossi dell'atletica rotagliana con il pettorale 729, tempo 6:47 e 39. Attenzione, ecco è partita anche la seconda ed ultima serie e siamo ancora nei metri 2000 categoria cadetti. Andiamo nei tempi con quanto riguarda gli accrediti. Abbiamo un 5:59 di Mirko Tommasi. Ricordiamo che il 6:02,62 ottenuto nel 2009, sempre per quanto riguarda i metri 2000. Domani sera, sempre qui allo stadio, verranno interrotte per Alfio Giovi e del presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano Massimo Achini. Avremo le premiazioni di uno sport per la vita, premiazioni di quelle persone che le società hanno segnalato come persone meritevoli di ricevere un premio, una vita dedicata allo sport. L'altro appunto. Ancora un gruppetto alla guida di questa seconda e ultima serie, quando mancano ancora 3 giri al termine della gara. Ed ancora indecisa questa gara dei metri 2000, abbiamo 3 concorrenti, ce la stanno mettendo tutto veramente, abbiamo continui sorpassi, siamo ancora ai 200 metri dalla riva, vedremo ancora 100 metri prima di terminare questa gara dei metri 2000 ed ecco lo sprint dello stanno
con il totale 823. Mirko Tomasi, quell'atleta che avevamo detto in precedenza, che ha comunicato con il tempo del 5:59, Mirko Tomasi della